5 giornate alla fine del campionato di Serie A. Capurso e Roma danno il via allo sprint finale qui al Palapinto di Mola di Bari. Ancora Grandinetti, prova a partire di forza sulla corsia di destra. Grandinetti incrocia Sarmiento, poi Dammacco finta col tiro di sinistra e viene fermato. In carico, palla in profondità per Pedrigno, fermato. Può provare a ripartire la Roma con Avellino che sta tagliando in profondità. Bell'intervento di Giannattasio sul pallone. Si sovrappone Grandinetti, Giannattasio lo va a cercare. Grandinetti col piatto destro trova Sarmiento. Lamas, Perry nuovamente. Riccardini ruba il pallone, può calciare in porta, traversa interna con tocco di Micoli. Attende il momento giusto, Fortino in copertura su di lui. Grandinetti ci prova col sinistro, l'alza troppo. Il pallone verso Nicolas Lamas, poi Biscossi la manda in avanti, palla per Avellino. Grandinetti, grande lavoro di Avellino per evitare la scivolata, palla buona ancora per Biscossi. E poi Fortino dopo la parata di Micoli non riesce a controllare. Micoli vorrebbe una linea di passaggio, è costretto a lanciare in avanti. Grande palla di testa di Pires che aveva fatto una sponda quasi precisissima per Dammacco. Attenzione alla Roma adesso in transizione. Riccardino con tantissimo spazio, se lo prende tutto, calcia col mancino in porta e porta avanti la Roma dopo 10 minuti e 38 secondi. Sarmiento nel frattempo va al lancio in profondità. Lamas controlla, lascia un po' lì. Allora Fortino col destro ad un passo dal raddoppio. Palla alzata proprio per Perry, destro al volo, Sarmiento in corner. Adesso Perry calcia male e allora Avellino può partire il contropiede della Roma. Un'occhiata in mezzo, Avellino a porta vuota da una parte all'altra del campo. In pochissimi secondi arriva il raddoppio della formazione ospite e 2-0 a meno di 5 minuti dalla fine del primo tempo. Buca per Lamas che non riesce però a proporsi in avanti, poi Pires calcia dalla distanza. Sarmiento in due tempi andare in contropiede. Perry va a cercare proprio Grandinetti che si gira bene, destro in porta, Sarmiento para. Avellino pensa al tiro, va da Fortino ancora, Perry bravissimo a leggerla e a far ripartire Lamas in contropiede. Lamas fino in fondo, Sarmiento respinge, quasi pregustava di intercettarla. Avellino taglia il campo, Fortino ha spazio, va verso il secondo palo, Riccardino va a sbattere poi con la porta e Micoli viene fermato in contropiede. Diventa però un pallone giocabilissimo per Riccardino che sbatte su Perry, non c'è fallo. 4 contro 2. Lamas verso la porta, ancora Sarmiento. Pires col destro, accorcia le distanze. 2-1. Il Capurso torna sotto nel punteggio e Pires invece torna avanti nella classifica marcatori. Palla in avanti a cercare Pires. Fermato in qualche modo da De Eugenio, poi la manda in avanti per Pedrigno. Pedrigno col pallonetto, fuori non di molto. Biscossi tocca Grandinetti, palla ancora buona per Biscossi, poi per chiusura, forse contatto falloso, ancora un contropiede. Attenzione, il rosso diretto però per Biscossi. Sarmiento ancora profondo, stavolta a cercare Fortino. Perry, ottimo intervento di testa. Lamas allunga per Pires, 2 contro 1. Pires e Grandinetti. Grandinetti verso Lamas, fermato al momento del tiro. Grandissima lettura difensiva di De Eugenio. Va da Grandinetti, pronto a tornare in campo Riccardino nel frattempo nella Roma. 10 secondi ancora. Perry calcia in diagonale, palla sibila al lato. Micoli rischia anche il dribbling e ci riesce su De Eugenio. Ancora Peppe Micoli, ce l'ha sul sinistro, allarga sbagliando. Perry la calcia forte in porta, poi Lamas non riesce a correggere. Deve provare a calciare in porta il Capurso ma non ci riesce perché suona prima la sirena. Finisce il match, la Roma espugna il Palapinto con il punteggio di 2-1.